Che abbiate finito i pranzi e le cene di Natale, questo poco importa, vi teniamo compagnia ancora noi amici del futsal. Ben ritrovati dal centro sportivo Cercola. Napoli Futsal contro Kame Treviso per chiudere questo sabato di campionato, giornata numero 13, con altre due partite che poi si giocheranno tra domani e lunedì. Domani sera Pirossigeno Cosenza e Capurso si contenderanno punti pesantissimi per la lotta alla salvezza. Chiude il quadro della giornata Sandro Abate e Cositi Genzano in programma lunedì sera al Pala del Mauro di Avellino con il Napoli questa sera al Pala Cercola, che cerca 3 punti fondamentali per staccare il pass verso la Final 8 di Coppa Italia, con un cammino che è stato un po' altalenante. Quello della squadra di Ciccio Angelini ospita al Palasport appunto di Cercola una Kame Treviso che arriva in estrema emergenza numerica, perché al netto dei 12 giocatori a disposizione portati da Silvio Rocia questa sera a Napoli, veramente in pochi sono abili e arruolabili. Inquadrata la terna arbitrale che è capitanata da Pezzuto di Lecce, con lui fischia Michele Romeo di Roma 2, il crono è Francesco Sgueglia della sezione di finale Emilia. Gli uomini a disposizione dei due allenatori, partendo dalla Kame Treviso che porta in distinta Pietrangelo, André Ferreira, Sai, Geremia Bui, Sutton, Giappa Vieira, Fiora come secondo portiere, Perazzetta, Azzoni, Donin, Gargantini e Furlanetto. Risponde il Napoli con Bellobuono, Peresigno, Esposito, Perugino, De Luca, Guillermao, Borruto, Salas, Bolo, Chianese, Bortoletto e De Gennaro. Diverse le assenze anche in casa Napoli, non c'è Renzo Grasso alle prese con un infortunio al polpaccio. L'obiettivo è quello di recuperarlo in casa azzurra per la Final Four di Supercoppa italiana, che vi ricordo vi trasmetteremo sia qui sul canale YouTube della divisione Calcio a 5 sia sui canali di Sky Sport il 4 e il 5 di gennaio dal Palasele di Eboli, dove il Napoli affronterà proprio la Feldi. L'altro accoppiamento invece vedrà opposte la Meta Catania e le Cositi Genzano. Napoli che, lo dicevo, deve fare a meno di Grasso con appunto questo problema al polpaccio, che è in fase di risoluzione. Non sono ancora pronti per essere schierati Denner e Canabarro, perché sono in attesa del transfer dopo l'ufficialità dei loro trasferimenti. Non c'è Fabio Cecilio, le prese con un piccolissimo fastidio dell'ultima ora. Dunque va in tribuna il portoghese. In casa invece Kame Treviso non c'è Ercolessi, non c'è Antoniazzi che è squalificato e allo stesso tempo ci sono dei problemi anche fisici per Sutton e Donin, che con quest'ultimo che potrebbe dover aver stretto i denti per un problema intestinale. Tanti giovani, poche rotazioni, con Perazzetta in lista giusto per onor di firma, mentre per quanto concerne gli altri giocatori a disposizione di Silvio Rocia ci sono Pietrangelo, André Ferreira, con Sutton anche lui non al meglio, Giappa Vieira e Gargantini, Azzoni. Saranno più o meno questi i protagonisti della rosa e della squadra allenata dal tecnico brasiliano. Ciccio Angelini invece ha sicuramente le rotazioni un po' più ampie. Vedremo come imposteranno la partita i due allenatori. Intanto nel Napoli partono Perugino, Guillermao, Salas e Bolo, mentre nella Kame Treviso avete visto Giappa Vieira con Azzoni là in alto. Probabilmente ci saranno anche André Ferreira con Pietrangelo tra i pali. Tra poco vedremo tutto pronto. Si aspetta soltanto l'ok da parte di Pezzuto per far partire questo Napoli Kame Treviso. E allora buon divertimento. È iniziata la partita con la regia che inquadra i tifosi del Napoli. Bellobuono prova ad andare da Bolo, errato il passaggio verso il numero 24 argentino. Siamo già con il duello tra Giappa Vieira e Nando Perugino, che viene fermato in fallo laterale. Possesso ancora per la Kame con Azzoni. Il sinistro da parte di Donin che vuole deviazione, la reclama anche Azzoni. Non è così secondo gli arbitri. Il rilancio lungo da parte di Bellobuono, l'uscita di Pietrangelo a controllare il pallone.
Avanza la Kame. Però senza produrre effetto questo attacco della squadra di Silvio Rocha. Allora Perugino, gioco corto, pallone che arriva dalla zona di Bellobuono, che imbuca subito forte. Palla giocata ancora per la corrente Bolo, che calcia con il destro. Pallone che finisce fuori. Prima occasione, primo squillo in casa Napoli con Lucas Bolo, che ha approfittato del gioco dei compagni per arrivare a rimorchio nel terzo corridoio. Giapa Vieira prova a solare il pallone, non passa André Ferreira, giocata all'indietro di Borruto e Bellobuono è costretto a sparare lungo verso la porta di Pietrangelo. Riparte la Kame, che però non riesce ad articolare bene il possesso della palla. Allora Bolo prova a rimettere in ritmo il Napoli, aspetta sotto la metà la Kame Treviso. Perugino, giocata di prima su Guillermao, solito elastico, calcia col destro. Pietrangelo in qualche modo a togliere il pallone dalla propria porta, pulisce la propria metà campo difensiva la Kame. Napoli che però già da queste prime battute sta facendo capire di voler prendere possesso della partita, sa che ci sono in palio 3 punti pesantissimi. La squadra di patron Serafino Perugino in ottica piazzamento Coppa Italia. Guillermao apparecchia il destro da parte di Borruto e allora ancora Pietrangelo a dire di no, prova a scappare interpretato da Guillermao in ripiegamento difensivo, lo scarico su Yuri Bellobuono. Nuovamente il Napoli che riparte con Nando Perugino. Bolo prova a mettersi in proprio, sgasa Bolo fino in fondo. Fermato il numero 24 azzurro. Oggi Napoli con una maglia che richiama evidentemente l'Argentina. E allora Bolo prova la giocata a 3 insieme a Borruto. Guillermao palla sotto la suola, potrebbe scaricare su Borruto, opta per Bolo, torna su Titi Borruto, alza la pressione André Ferreira, gioca con Nando Perugino. Si gioca in spazi molto stretti, fa passare il pallone Bolo, Borruto, Perugino, Guillermao, punta Giapa Vieira, cerca di andarsene nel pivot brasiliano, palla sotto la suola, sfida tra bomber, si gira Guillermao che prova a calciare col sinistro, pallone che decolla sopra la barra trasversale della porta di Pietrangelo. 17-21, 0-0 tra Napoli Futsal e Kame Treviso. Fior Azzoni prova a ripartire la Kame Treviso con Donin, pressa forte il Napoli, alza la prima linea con Perugino che cerca di schermare la propria metà campo, infatti riconquista il pallone Bolo a indicare la via. Borruto, si torna da Bolo. Perugino prova ad andare in verticale da Guillermao, intercetta il pallone la Kame. Allora la giocata che passa, Giapa Vieira il destro, fermato da De Gennaro, bravo il portiere del Napoli. Prova a ripartire adesso la formazione di Angelini con Bortoletto, fermato da Fiori in 2 tempi con l'uscita anche di testa. Fermato il numero 66 del Napoli che adesso alza la propria produzione offensiva, prova ad alzare i propri giri del motore alla squadra di Ciccio Angelini. Perugino, giocata perimetrale, torna il pallone tra i piedi del capitano degli azzurri. Bortoletto imposta adesso dal basso il Napoli che prova a far uscire la Kame Treviso. Buona qui la lettura di Giacomo Azzoni a mettere il pallone in fallo laterale.
Guillermao in arretramento offensivo, scarica per Bortoleto che libera il sinistro. Ancora una volta però non c'è precisione nella conclusione mancina del 66. Subito buttato dentro nelle rotazioni da Ciccio Angelini. Si era vociferato nel corso delle scorse settimane un intervento della Camera. Qui tanto Borruto, palo! Ha spaccato il palo Titi Borruto con una delle sue puntate canoniche. Destro violentissimo del Titi che non trova però lo specchio, lo rivediamo. Qui controllo, destro violentissimo, palo di Borruto con il Napoli che dunque va vicinissimo al vantaggio con la frustata del Cobra. 8 gol da quando è tornato a disposizione di Angelini. Impatto devastante come sempre per Titi Borruto che è andato a ricomporre nelle ultime partite l'accoppiata con Javier Salas. Qui intanto Guillermao cerca il solito elastico, prova a spezzare il raddoppio, riapparecchia il pallone destro, parata ancora Borruto, il gol del vantaggio del Napoli. 14:49 ha segnato Cristian Titi Borruto, gol numero 9 in campionato. Il gol del Napoli che dunque passa qui Borruto, bravo Fior, rimbalzo fortunato, torna però lì a sentire l'odore della preda il Titi Borruto. 1-0 al Palasport di Cercola per il Napoli. Il morso del Cobra non perdona. Giappa Vieira prova a passare col doppio passo, non ci riesce, anche perché ha trovato in Javier Salas il casello chiuso. De Gennaro, Salas, la giocata di esterno, Donin intercetta. Vediamo se riesce a rimettersi un po' in ordine la Came. André Ferreira prova a giocare di prima sul secondo palo, non ci riesce. Pellesigno si incarta col pallone, ci litiga e allora rimessa laterale in favore della Came Treviso. Donin, torna il pallone tra i piedi del 22 dopo lo scambio corto con André Ferreira. Rigiocano i due, Cuce e Giappa Vieira che è risalito, gli portano blocco, vuole prendere il cono centrale il 12, riallarga su Azzoni che a sua volta però pasticcia con la suola sul pallone e allora rimessa laterale in favore del Napoli. Pellesigno prova adesso a abbassare un pochino il ritmo il Napoli. Bortoleto, ma Salas invece ha intenzioni diverse. Borruto, lo scambio tra i due che provoca poi questo pallone perso. Donin, la frenata con l'inchiodata riallungando il pallone su Azzoni che prova a passare, fermato e allora si riparte con Bortoleto. Mette ordine il Napoli che vuole gestire, la Came va a risistemarsi sotto la linea di centrocampo, non vuole una pressione forte per ora. Silvio Rocia, abbiamo detto in apertura, delle difficoltà dal punto di vista numerico in casa trevigiana. Bortoleto fermato e allora prova a ripartire Giappa, ma il pallone è uscito. (13:39) sul cronometro, sempre 1-0 grazie al gol di Titi Borruto. De Luca rimposta proprio il Napoli, prova a saltare Bui in prima linea, giocata corta per Bolo che finta il tiro, poi c'è un contatto, non c'è niente secondo gli arbitri, però prova a ripartire Gargantini che cerca di mettersi in proprio, fermato, arriva un fischio però da parte di Pezzuto, sarà punizione in favore della Came. Eccolo qui inquadrato il fischietto di Lecce, Dario Pezzuto. Bui raga il gioco su Donin, cono centrale per Gargantini che protegge il pallone, lavora con il fisico, l'ultimo tocco è del 96, ex Vinu Italy Petrarca e allora può andare De Gennaro a rimettere in gioco il pallone. Bolo, De Luca, ancora Max De Luca tra le linee, pressa forte qui Bui in prima linea, non riesce a passare però il Napoli. L'ultimo tocco è a favore della Came e allora André Ferreira può rimettere il pallone nella disponibilità di Donin che
prova ad andare da Gargantini, si allunga un po' la maglia, non c'è fallo, allora Pelesigno, in slalom gigante, Pelesigno, fior di figura, bella parata, bella azione di Pelesigno, ottima la risposta del 13 della Kame Treviso. De Luca sul punto di battuta. Angolo per il Napoli con il destro da fuori ancora. Fior, Salas prova a sfondare, protegge il pallone Donin. L'ultimo tocco è stato proprio del numero 10 del Ciolito, che sta riprendendo la sua condizione migliore. Sappiamo benissimo quanto può impattare un giocatore come lui nell'economia di una partita, di una stagione. Rimessa laterale guadagnata da Bui. Dunque sarà la Kame a muovere questo pallone, giocata un po' complicata da parte di Donin. Fatto sta che però comunque la Kame riesce a tenere il possesso del pallone. Sarà André Ferreira a battere questo calcio da fermo. Occhio al movimento di Gargantini che vuole il pallone, si arriva invece da Donin che si vede sbucare il pallone in mezzo alle maglie biancazzurre. Non può controllarlo il giocatore in maglia numero 22. Può ripartire il Napoli. Bolo scannerizza la situazione. Poi Salas con calma da De Luca. Esercizio di possesso palla del Napoli, anche perché la Kame non alza la pressione. Guillermao esce lui per trovare spazio e stanare gli avversari. Ancora la giocata corta, De Luca ha ribaltato il fronte il Napoli, la chiamata in causa qui Fior, ottima parata sulla conclusione di Bolo, si è fatto trovare ancora pronto Fior. Buonissima la circolazione del pallone da parte del Napoli e la parata del numero 13 della Kame a tenere via il pallone dal proprio specchio della porta. Qui ancora il Napoli vicinissimo al gol con De Luca. Alza ulteriormente il livello produttivo offensivo la squadra di Ciccio Angelini. Rivediamo tutto. Max De Luca controlla, poi con il destro stanno arrivando a calciare tanto con il piede meno nobile i due mancini che sono arrivati al tiro, ovvero Bolo e De Luca. Loro mancini puri hanno trovato spazio con il destro. Salas prova una giocata complicata, brecca la Kame. Giappa Vieira vuole respirare adesso la squadra di Silvio Roccia. Bui che rimane aggrappata alla partita. Azzoni, Geremia Bui, Fior preferito a Pietrangelo. Rilancio lungo proprio in buca da Bui, ma prova a ripartire adesso il Napoli con Salas. Era allargato il gioco su De Luca, in angolo da Guillermao che difende il pallone, cerca spazio, lotta, spezza il raddoppio e l'ultimo tocco è suo. Non ci sta con il secondo arbitro, dottor Michele Romeo di Roma 2, a dire di no. Gargantini ha provato a mettersi in proprio. Salas gli dice: amico, a chi no? Riparte ancora però la Kame. Gargantini sempre molto elettrico il 96 della Kame a cercare spazi, a far valere anche la propria stazza fisica. Giappa Vieira in insolita posizione da ultimo ricostruisce con Gargantini che cerca di mettersi in proprio. Porta il blocco Giappa Vieira, saltato Salas, non De Luca, che mette il pallone in fallo laterale. 9:46 al termine del primo tempo, 1-0 per il Napoli. Il gol di Borruto. Andiamo intanto qui Gargantini che prova a girarsi. Bravo Salas a rimanere francobollato al pivot della Kame e a concedere soltanto l'angolo. Hanno trovato questa traccia interna i giocatori di Roccia. Gargantini protetto palla, ha liberato il destro, ma ha trovato anche le gambe di Ciolito Salas. Altro angolo imbucato, reclamava il pallone Gargantini che non ha gradito la soluzione del compagno. E allora nuove rotazioni per Ciccio Angelini che rimette dentro Borruto. Sicuramente questa non è mai una bella notizia per gli avversari. Bolo
lato che non passa. Allora Bui prova a involarsi, fermato. Bella la giocata 3 con Salas in angolo da Guillermao. Che occasione che ha avuto qui il Napoli. Con Guillermao era uscita benissimo con 4 tocchi e mezzo a far recapitare il pallone a Guillermao, che qui brecca. Vediamo se va per la porta. Offre Perugino per Guillermao, palo! Incredibile, occasione fallita dal Napoli. Pallone perfetto di Nando Perugino e Guillermao da 0 metri manda il pallone sulla base del palo. Un bacio non richiesto, quello del pallone al legno alla destra di Fior, che ha graziato così la Kame. Era uscita benissimo su questa riaggressione ancora una volta il Napoli. Guillermao si rimette in proprio, riapparecchia per il rimorchio di Borruto. Per lui destro o sinistro non fa alcuna differenza. Rimessa laterale per il Napoli. 8:49 al termine di un primo tempo che sta scorrendo via anche abbastanza veloce. Guillermao non ha nessuno che arriva a rimorchio, riapparecchia fuori il pallone. Il sinistro da parte di Bolo respinto, ma ancora Napoli con la giocata per Perugino, che non riesce a calciare in maniera pulita. Spazza via la Kame in difficoltà all'angolo. La formazione di Silvio Roccia è riuscita a tenere sui guantoni. Perugino nello stretto con Bolo, il pallone che passa ancora in gioco. Allora Bolo se ne va, fermato da Azzoni. Si gioca in un fazzoletto. Giapaviera rimette il mirino sulla porta, prova a girarsi in qualche modo Gargantini con il fisico. Arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore della Kame e richiamo ufficiale ai danni di Guillermao, che lamenta a sua volta di essere stato strattonato. Fa vedere sotto la maglia il pantaloncino che si è alzato rispetto alla taglia naturale, anche forse qualche graffio lamentato da Guillermao, che continua a protestare con Romeo di Roma 2. Decisione però già rettificata, quella, anzi certificata, quella dell'arbitro laziale. Allora calcio di punizione per la Kame, con De Gennaro che scala proprio Guillermao sul palo a occupare porta. Parte con il destro, la parata ancora Azzoni a cercare di deviare verso la porta di De Gennaro. Ha risposto la Kame con quella che può essere etichettata come l'occasione più importante sul taccuino per quanto riguarda la squadra ospite. Napoli che dunque mantiene il vantaggio. Ricordiamo i 2 pali colpiti, uno da Borruto e l'altro da Guillermao, a legittimare un po' quella che è stata una supremazia abbastanza importante del Napoli, che arriva qui col sinistro ancora di Borruto sull'ottima giocata con Guillermao. C'è stata deviazione e dunque sarà ancora possesso per gli azzurri. Ancora il Napoli, traversa abbonate ai legni. Questa volta è Bortoletto che ha colpito la traversa a salvare Fior. Salas, ancora il 10 in cabina di regia, cercato e trovato, ancora in lungolinea verso Perugino. Rimessa laterale per il Napoli, inquadrato qui il capitano del Napoli Futsal. È stato lui a Policoro 2 edizioni ormai fa ad alzare al cielo la Coppa Italia. La finale vinta dal Napoli contro l'allora Olympus Roma, oggi Roma 1927 Futsal, nell'ultima edizione che si è disputata con la formula della Final Four. Dallo scorso anno il ritorno, il grande spettacolo della Final 8. Intanto De Gennaro spara via il pallone dalla zona calda e gli concede il possesso. Qui rivediamo Bortoletto, controllo, passa sinistro dal basso verso l'alto, colpito bene. Anche qui un bacio alla parte bassa della traversa, che però poi non matcha con la rete, ma esce fuori. Donin, ritmo, calcia De Gennaro. Bella parata qui del 94, scelto questa sera da Ciccio Angelini. E poi Donin, Fior non si vede andare con le mani, tiene vivo però il pallone Gargantini, che salta. Salas va a cercare sul secondo palo un compagno, si dispera Gargantini. Rivediamo tutto.
Qui Donin, sinistro frustata, grande parata da parte di Di Gennaro. E poi Lakame ha guadagnato l'angolo, viene battuto forte dentro. Pallone che è passato, un buco nel sistema difensivo del Napoli. Per poco non ne approfitta Lakame. Sicuramente non sarà contento Ciccio Angelini di queste disattenzioni. Gargantini ad attirare Perugino. Donin, possesso schermato da Borruto. Bortoletto si affianca a André Ferreira, non riesce a uscire Lakame, che però si prende la laterale. E allora la giocata su addosso Giappa. Gargantini invece preferito andare da Donin, che prova a sgasare, calcia forte il 22, andato in ritmo con il destro. Poi va a parlare con i compagni per cercare di capire come muovere la fase difensiva del Napoli, che per ora è stata abbastanza impermeabile, ma qualcosina ha concesso. Bortoletto, trovato Borruto, lo aspetta Donin, riallarga il gioco il Napoli, che è costretto a giocare da De Gennaro, che però non poteva toccare il pallone. E allora chiamata la punizione a 2 al limite dell'area. Proteste dei giocatori del Napoli. Chiamato il doppio tocco quindi a De Gennaro e giro gratis concesso alla Lakame. Silvio Rocia ne approfitta per chiamare time out a 5:32. 1-0 per il Napoli in questo primo tempo, con tante occasioni, diversi legni che hanno fermato la squadra di Angelini. Abbiamo inquadrato proprio la leggenda del nostro futsal, campione d'Europa nel 2003. Dall'altro lato grazie qui alla regia che ci manda in compressione anche l'altra panchina, quella della Lakame, con Silvio Rocia che lavagnetta in mano starà disegnando sicuramente lo schema per quel che concerne questo calcio piazzato. Ovviamente da lì potrebbero lavorare i giocatori della Lakame per Donin che è mancino, oppure ricordiamo che la punizione è di seconda, oppure giocare un tocco e tiro per un destro, ma diciamo che il posizionamento del pallone potrebbe essere anche più congeniale per il tiro di Donin, che a quanto pare è stato rimesso in piedi, è stato smaltito il problema fisico che lo ha accompagnato durante tutto il viaggio di ieri. Ne approfittiamo per dare uno sguardo anche a quelli che sono i risultati in corso d'opera, perché la L84 Torino sta vincendo 5-2 a Catania, 2-2 tra Feldieboli e Sporting Sala Consilina nel derby, 2-2 anche tra Mantova e Active Network. Il Napoli appunto sta vincendo per 1-0, questa è la partita che vi stiamo raccontando, contro la Lakame Treviso, tutto live in streaming sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. André Ferreira sul punto di battuta, Azzoni a fargli compagnia poco più in là, Donin completamente solo, occhio che è un po' troppo libero il 22 da quella zona. Infatti viene cercato Donin, calcia! Ottima la chiusura da parte della difesa del Napoli. Giappa Vieira da Donin. Risale il 22, costretto ad allargare il gioco su André Ferreira, che riesce poi a orientare con lo sguardo verso la metacampo del Napoli, ma il pallone era finito fuori e dunque sarà rimessa in favore dei padroni di casa. Pezzuto va a indicare il punto di battuta, che poi però viene restituito alla Lakame da parte di Bolo. Allora poi si può riprendere con le intenzioni offensive della Lakame fermate. Allora prova a ripartire il Napoli. De Gennaro, Salas fermato con un fallo, calcio di punizione in favore del Napoli. Ha battuto Abie Salas, almeno così l'avevo inteso. Si rialza già Paviera, rivediamo tutto quanto dalla regia.
Ah no, è stato chiamato fallo alla Kame, a favore della Kame. E dunque giallo per Salas. Pezzuto ha valutato falloso il secondo intervento, quello del paraguayo. Poi terzo fallo caricato ai danni del Napoli. Ha inteso dunque falloso il secondo contatto, lo sviluppo dell'azione. Pezzuto, dopo che Giappa Vieira era andato in pressione su Javier Salas, ha ammonito il Ciolito. Giocata corta per Donin che calcia, pallone che rimbalza, poi Guillermao spazia via, ha provato ad autolanciarsi il brasiliano. Idea un po' velleitaria. Allora Fior, la spizzata di testa da parte di Giappa Vieira, controlla De Gennaro. Lancio lungo a cercare Guillermao che addomestica il pallone, lo offre per il destro! Vincente di Javier Salas che mette il pallone sotto la maglia e festeggia la futura paternità. 4-28, che bella azione e che bel gol del Napoli con Javier Salas. 2-0. Bellissimo lo sviluppo, l'esultanza del Ciolito. Rivediamo l'azione, grandissimo lavoro di Guillermao, arriva Salas, conta i passi, André Ferreira in ritardo, ormai da lì non può far altro che sperare. Sentenziato invece Fior che prova ad andare giù spaccata, non ci riesce, raddoppio del Napoli e dunque allunga nel punteggio. Azzoni prova a reagire lui, De Gennaro controlla questo pallone vagante dentro la propria area di rigore e riparte ancora il Napoli con il rilancio lungo nella terra di nessuno. Fior può controllare. Azzoni, Giappa Vieira ritorna su Donin, ancora Giappa, lo aspetta Borruto, Donin, Vieira riallarga il gioco, prova l'1-2, invece viene fermato il pallone da Giappa Vieira. Donin 1 contro 1, libera al sinistro, deviazione con Giappa che ha provato a correggere verso la porta di De Gennaro, non c'è riuscito però il capitano della Kame. 3:37 sul cronometro, rimessa laterale in favore del Napoli. Vediamo se vanno al lancio lungo i ragazzi di Angelini. Non è così perché viene appoggiato il pallone a De Gennaro che alza a sua volta il pallone, che viene calamitato da Guillermao che prova a girarsi. Guillermao trova spazio esterno della rete per il pivot brasiliano che chiama un passaggio un po' più pulito, un po' più addosso al compagno. Kame che vuole saltare la prima linea di pressione con questa palla alta, sarà a favore proprio della squadra di Silvio Roccia. La rimessa laterale con Giappa Vieira. Azzoni, Donin, scappa lungo Gargantini, Donin 1 contro 1, sfida Pelesigno, rientra sul sinistro ma soltanto per un'opzione di passaggio. Azzoni prova ad andare fino in fondo. Azzoni, la rimessa laterale è ancora in favore della Kame Treviso. Gargantini gravita dentro l'area di rigore, si fa vedere Giappa che è scappato dal campo visivo di Pelesigno, giocata fuori per Donin che libera il sinistro, pallone fuori, ampiamente fuori. La conclusione mancina da parte di Donin, c'è stata una deviazione, lamenta De Gennaro che non ci siano stati tocchi, invece secondo arbitro ha visto così. Allora angolo per la Kame Treviso. Discussione in panchina tra Ciccio Angelini e Pezzuto, che va anche a parlare con la panchina del Napoli. Vedete il team manager Scolavino che a sua volta cerca di vestire i panni dell'avvocato. Si può ripartire. Imbucata dentro per Gargantini, palla che balla dentro l'area di rigore, allontana il Napoli. Guillermao predicava un pochino di calma a Nando Perugino.
poteva sviluppare meglio la transizione il Napoli. Azzoni con la giocata in area di rigore, la calamita Pelesigno che trasforma l'azione in offensiva, calcia Pelesigno, pallone fuori di non molto alla sinistra di Fior, ha fatto tutto da solo Pelesigno, cavallo di ritorno a Napoli dopo aver iniziato. Sta andando Perugino. Guillermao prova a schermare la corsa. Nando Perugino a mettere ordine insieme a Bolo. Guillermao in isolamento, Guillermao passa a Fior, in uscita bassa dirgli di no. Generosissima fino a questo momento la prova di Guillermao. Sta cercando ovviamente anche lui la gioia personale. Quindi vediamo l'azione di poco fa di Pelesigno, destro, che esce veramente di pochissimo alla sinistra di Fior. Giocata bella, ancora Pelesigno sulla parecchiata di Guillermao. E il Napoli, quando trova queste connessioni veloci di prima, spesso riesce a mandare in tilt il sistema operativo della Kame Treviso. Ancora qui Fior a schermare con l'uscita valanga il pallone alto. Infatti sarà rimessa laterale in favore della Kame. Scelta forse stilisticamente non bellissima quella del portiere della Kame, che qua con una bella giocata riesce a aprire la linea di corsa a Giapa Vieira. Il destro cercato da parte di Azzoni, che viene murato. Sarà rimessa proprio per la Kame. Giacomo Jack Azzoni, destro da parte di Giapa questa volta. Ancora una volta però addosso i giocatori in maglia Napoli. Giapa Vieira cerca Gargantini, costretto a tornare indietro da Donin. Azzoni recupera palla il Napoli, che però non sgasa, vuole controllare e ricucire dal basso la squadra di Ciccio Angelini. De Luca, Bolo, poi cercata la porta da parte di Borruto, che ha visto Fior fuori dai pali, ci ha provato con la magia, voleva farci il regalo di fine anno Titi Borruto con questa giocata meravigliosa. Non ha trovato per pochissimo quello che sarebbe stato il gol dell'anno probabilmente in casa Napoli. Non si sa quando si ha a che fare con un fenomeno come lui, che può trasformare veramente l'acqua in vino in termini di gol. Ci si può aspettare veramente di tutto, anche i portieri non possono mai stare tranquilli. De Gennaro, rilancio lungo verso Perugino, che era in posizione di pivot. Ovviamente i portieri non possono stare tranquilli nemmeno quando il pallone è nella metà campo difensiva degli avversari. Titi Borruto mette il mirino sulla porta, c'è da stare sempre con la guardia alta. Giapa Vieira sbaglia qui il lato che sembrava abbastanza semplice verso Donin. 48 secondi al termine del primo tempo. Prima è stato ammonito il direttore sportivo del Napoli, Giapa Duarte, per la situazione in cui c'erano state delle discussioni con Pezzuto in merito a quel calcio d'angolo contestato dal Napoli. Qui intanto la Kame cercato Gargantini, che libera il destro, trova ancora una volta una deviazione col pallone che si alza e poi viene messo fuori proprio da Titi Borruto. Gargantini, Donin libera il sinistro. L'idea è buona, l'esecuzione ampiamente rivedibile del 22. 32 secondi al termine di un primo tempo che il Napoli sta conducendo per 2-0, con tante occasioni create. Kame che ha fatto quello che ha potuto, ha provato a pungere quando ha potuto, senza però trovare la via della porta di De Gennaro, che ha fatto soltanto una vera grande parata
quella su Donin, quello qui il 94. Prova ad aprire la linea di corsa il Napoli. Sbagliato però il passaggio da parte di Javier Salas. Questa sicuramente una notizia. Eccolo qua il Ciolito, autore del gol del 2-0. Fa sportellate con Giapa Vieira, Gargantini, Giapa Vieira, arriva anche Garga, riallarga per Donin che libera il sinistro. Calciato il 22. Non ci sono state però deviazioni pulite. E allora il Napoli può congelare il possesso. Fischia 2 volte Pezzuto. E allora la Palasport di Cercola, il Napoli chiude in vantaggio per 2-0 il primo tempo, grazie ai gol del Cobra Titi Borduto e di Javier Salas, il 9 e il 10 per il 2-0 del Napoli. Noi diamo la linea alla regia, ci troviamo dopo l'intervallo per il racconto del secondo tempo.
Ben ritrovati dal Palazzetto dello Sport di Cercola, tutto pronto per il secondo tempo tra Napoli Futsal e Kame Treviso. Il 2-0 del primo tempo sta portando la partita verso l'inerzia della squadra allenata da Ciccio Angelini grazie ai gol di Borruto e Salas, che ha segnato il suo primo gol in campionato. Ripartita la gara con Guillermao che non è riuscito a controllare il pallone. Allora la Kame si rimette in moto. Donin prova ad andare da Giapaviera, che cerca una giocata estremamente di fino, però riconquistato il pallone dal Napoli con Borruto che trasmette su Guillermao, difende il pallone, poi la pisata per Borruto, ricontrolla Bolo, Perugino, sale André Ferreira a prendere in consegna Bolo, start and stop del numero 24 che poi si porta il pallone fuori. Lucas Bolo, altro elemento imprescindibile del Napoli. Azzoni, per intelligenza tattica, tecnica, capacità balistica, sicuramente un elemento di grandissima qualità per la formazione di Ciccio Angelini, capace anche di interpretare più ruoli. Il capitano dell'Argentina, eccolo qua, Lucas Bolo. Borruto torna proprio da Bolo, imbucata profonda su Guillermao che prova a lavorare con il fisico, viene fermato, poi Giapaviera, difesa del pallone, attacca subito Borruto. Donin che vince il rimpallo, poi protegge la laterale, prova a passare Titi Borruto con il richiamo da parte di Pezzuto. Donin che si dispera perché avrebbe voluto la rimessa laterale a suo favore, invece non è stato così. Bolo da Guillermao, apparecchiata ancora per Bolo, sempre però sul destro. Borruto da ultimo, Perugino risale, Borruto ancora a gestire il pallone il Napoli, cercato Guillermao che prende l'angolo, allarga anche l'allettone sinistro di Bolo, questa volta arriva con i tempi giusti, con il piede buono, pallone che però si allarga, rivediamo tutto, ancora una volta Guillermao nelle vesti di assistman. Donin, buona qui la giocata difensiva da parte di Borruto, non c'è però la connessione tra Bolo e Guillermao e allora rimessa laterale in favore della Kame Treviso. Donin prova a ripartire questa palla giocata da Azzoni su Gargantini, Napoli che cerca di ribaltare subito il fronte. Ancora una volta Guillermao che fa un lavoro enorme per la squadra. Donin lo aspetta Bolo, prova ad andare lungo, la tiene sotto la suola Gargantini, ha cercato, aspettato che arrivasse Azzoni, non c'è però grande connessione tra i due. Tanto minutaggio per Azzoni e Donin soprattutto, che qui prova a saltare tutto il Napoli, pallone che viene messo dentro l'area di rigore, non c'è Gargantini. Borruto in bello stile riesce a calamitare il pallone sotto il destro di Guillermao, che consente alla propria squadra di risalire ma anche alla Kame di rinculare. Salas fermato da Donin, uscito bene sul tentativo di 1 contro 1 del Ciolito. Borruto, Bolo ondeggia lui, Salas in profondità, Guillermao si è girato, Guillermao Fior si fa trovare presente il numero 13 della Kame, bravissimo ancora una volta Guillermao a far sparire il pallone dal campo visivo di Azzoni. Qui ancora il destro, Fior, che parata ancora di Fior a dire di no al 3-0 del Napoli. Lo rivediamo subito, il destro di Borruto, bravissimo Fior sul primo palo, gesto tecnico bellissimo di una notevole cifra stilistica. Qui Guillermao non trova però la porta, ha trovato dove posizionarsi su questo angolo il pivot brasiliano, senza però arrivare a prendere
il bersaglio grosso. Gargantini scippato in maniera regolare. Allora Borruto, riallargato il gioco destro, ancora Fior con Guillermao che riconquista il pallone sul rimbalzo. Si lamenta Gargantini per quello scippo da parte di Borruto, che non è stato ritenuto falloso da parte del secondo arbitro. Salas, palla sotto la suola da Guillermao, a sua volta inchioda il pallone sotto il destro. Salas, pallone che decolla direttamente sulla circumvesuviana. Riparte la Kame con André Ferreira che riesce in qualche modo a far arrivare il pallone sui piedi di Gargantini, che cerca di mettersi in ritmo. Bortoletto presa in solitaria in prima linea. Donin da Gargantini, lo ha aspettato Salas, cercata questa giocata corta da parte del ex pivot del Vinovita di Petrarca. Per lui esperienze in Serie A anche seppur da meteora con la L84. Qui Borruto sgazzato, pallone dentro l'area di rigore, ed eccolo qua il gol del 3-0 del Napoli con Guillermao. Hanno segnato l'8, il 9 e il 10. 3-0 Napoli. Che sgasata però di Titi Borruto. Ha messo il DRS. Palla non c'è, palla c'è. Donin lo perde completamente e Guillermao, solinsoletto dentro l'area di rigore, può battere comodamente Fior. Il gol del 3-0 di Guillermao. Napoli che scappa. Kame che dunque viene colpita con un'accelerata devastante da parte di Titi Borruto. Gol e assist per lui. Donin prova a reagire, sembra quello un pochino più in palla, ma Borruto è molto più in palla di tutti. Ha recuperato il pallone il Titi, servito Pelesigno, torna ancora il pallone da Borruto che riallarga il gioco. Prova Bortoletto a servire Pelesigno. Arriva il fischio dell'arbitro perché il pallone era finito fuori. Si fanno sentire i tifosi del Napoli presenti anche al Palacircola. Questa è una partita che si gioca eccezionalmente in quello che è stato uno degli storici impianti del Napoli Futsal, per l'indisponibilità questa sera del Pala Vesuvio, che da quest'anno è la casa ufficiale del Napoli dopo il biennio ad Aversa. Il Bui finisce giù, non c'è fallo. Prova a passare Gargantini. Era passato, ma il campo era finito. Sarà comunque rimessa laterale in favore della Kame. Tanto sugli altri campi l'L84 sta vincendo sempre a Catania, ma per 5-3. 2-2 nel derby tra Feldi e Sala Consilina. Così come per ora rimane inchiodato sul 2-2 Mantova. Active qui Di Gennaro, bravo, in spaccata si lamenta con i compagni. Il Dege qui, pallone imbucato forte, ma non ha potuto fare nulla. E sulla deviazione bravissimo De Gennaro a dire di no. Napoli che prova a ripartire con Pelesigno. Baricentro basso a protezione del pallone sulle spinte legali di Bui. Salas cerca di mettere giù il testone. Dai e vai con Pelesigno. Salas apparecchia per Pelesigno. Che occasione per il Napoli che non si concretizza. Allora siamo già dall'altra parte con Donin che riesce a saltare un avversario. Poi arriva il raddoppio di Salas e Bortoletto. Si allacciano i due, Bortoletto e Donin. Reclamava fallo numero 22 della Kame. Non è stato d'accordo però con lui Pezzuto. Bui prova a passare destro De Gennaro. Molto molto attento. Ancora un bel primo piano per Andrea De Gennaro.
Lui insieme a Chianese. A guardare le spalle di Bello Buono. Altra frustata di Bui. Altra bella parata di De Gennaro, che si fa trovare caldo e reattivo sul destro dalla distanza di Bui. Altro angolo giocato con la palla alta, non è potuto arrivare Gargantini. Rivediamo tutto, controllo di Bui destro e bravissimo De Gennaro a mettere il pallone in angolo. Che bella parata da parte di De Gennaro. Bortoletto non passa il possesso, però in favore della Kame, voleva giocare lui, non è stato così. Allora Donin, dopo aver ricevuto da Bui, tra le linee André Ferreira fermato, cerca di ripartire il Napoli. De Luca sapientemente all'indietro da Salas, che non è mai una cattiva idea. Si mette a ritmo il Ciolo, prova a passare Scavino verso Bortoletto, che stava attaccando lo spazio, che non ha trovato però sfogo. E allora Fior, dopo aver recuperato il pallone, va a lancio lungo verso Geremia Bui, che non può però addomesticare questo pallone con facilità. Napoli che esce bene dalla prima linea di pressione. De Gennaro al limite dei 4 secondi, alzato il pallone, arriva sul rimbalzo perugino. Bortoletto, chiamato Salas a salire, si cerca di destreggiare il 10 del Napoli, che sta recuperando la forma migliore. Si vede che non è ancora al 100% da questi tentativi di sgasata, che di solito sono il suo marchio di fabbrica, quando riesce a mettere giù il testone e a saltare tutti. Qui con un esternino un po' complicato per tenere vivo il proprio possesso, anche perché Bortoletto era rimasto fermo sui blocchi. Rimessa laterale in favore della Kame Treviso. 13:07 ancora da giocare, ma Napoli è scappato con il gol del 3-0 di Guillermao. André Ferreira pasticcia col pallone, ma De Luca è lontano. Gargantini cerca di mettersi frontale, Perugino lo spinge lateralmente all'indietro. Azzoni, Ferreira, pallone verso Bui, in arretramento offensivo, spalle alla porta. Gargantini, serie di doppi passi, prova a liberare il destro, fermato il tiro del pivot laterale. Oggi sta facendo un po' di tutto là davanti Gargantini della Kame Treviso. Risale il Napoli. Salas, De Luca sapientemente con esperienza verso De Gennaro, che è costretto ad allontanare il pallone. Lo può prendere tranquillamente Fiore. Allora André Ferreira, aspettato da Salas, voleva dei movimenti, André non ci sono stati. Allora Bui cerca di mettersi in 1 contro 1, fermato però dalla lettura difensiva di Bortoletto. Avete visto l'indicazione anche di Nando Perugino. Azzoni prova ad andare dentro, bravo qui Perugino su Gargantini. Ruleta che non passa da parte di Bortoletto. De Luca abbassa il ritmo, il Napoli cerca di alzare la linea di pressione della Kame. È uscita molto bene qui la formazione di casa. Borruto non è però riuscito a tenere incollato il pallone. Qui destro da parte di André Ferreira, con De Gennaro che evita anche l'angolo. Giocata improvvisa del 3, che ha impegnato il portiere del Napoli. Gargantini appoggiato per André Ferreira, porta a casa solamente l'angolo alla Kame. Va a litigare con la rete André Ferreira, perché il pallone si era infilato. Un intercapedine che non voleva sapere di mollare l'oggetto del gioco. Qui De Gennaro chiamato, poi gli scappa il pallone. No, ancora la Kame, ancora De Gennaro. Modalità Garella, giusto per rimanere in tema per zone geografiche. Nuovamente possesso per la Kame, sporcato da Bolo. André
Cerca la manovra perimetrale, la Kame, poi Gargantini prende l'interno. Bui libera il destro. C'è stata deviazione e allora angolo per la Kame e Di Gennaro si prende anche questa parata. Kame che ha avuto una produzione offensiva decisamente importante nel secondo tempo. Napoli che la sta facendo sfogare parecchio. Rivediamo qui Bui destro e De Gennaro con la suola. Bui. Riparte la Kame. Prova ad alzare le marce Gargantini, questa volta la posizione di laterale. Fior, rilancio lungo, De Gennaro prende l'ascensore e trova il piano giusto. E allora è Napoli che prova a trasformare l'azione in offensiva con Guillermo, che fa molinare le gambe per il doppio passo. Vince un contrasto, ne vince anche il secondo. Sul rimbalzo arriva Fior, che prova a far ripartire i suoi. Con Gargantini che ha circumnavigato praticamente tutta la zona offensiva. Andrea Ferreira, Azzoni, ancora Andrea Ferreira. Bui, il momento forse migliore della Kame. Bui, serie doppi passi, prova a liberarsi. Lui, destro, deviato, angolo. Andrea Ferreira sul punto di battuta, ha cercato Gargantini, vogliono un tocco di mano i giocatori di Silvio Rocia, pallone che poi viene spedito direttamente sulla copertura del palazzetto di Cercola, rimessa Trani in favore della Kame. Donin, tornato Dazzoni, prova a passare il 20, non passa né lui né il pallone in suo possesso. De Gennaro, uno sguardo lungo verso Guillermo, che ancora una volta non gradisce né la soluzione del rinvio, lo vuole forte addosso, poi alza il pollice verso il proprio portiere dopo, diciamo, aver sbracciato un pochino. Qui De Luca attacca la pressione e costringe Donin a mettere il pallone in fallo laterale. Se ne incarica Bolo. Guillermo, De Luca e Borruto. Vediamo chi sceglierà Borruto. Chi sceglierà, scusate, Bolo. Ovviamente la prima occasione buona è la prima opzione sempre quella di Borruto. Giocata bella! Che occasione per il Napoli, creata molto bene con il sinistro chiamato in corsa a Lucas Bolo. Uscita fuori di pochissimo. Azione manovrata molto bene sull'asse Bolo, Borruto, Guillermo, Bolo. Gargantini prova ad andarsene nel 96. Gargantini uno contro tutti. Arriva la chiamata però dell'arbitro e calcio di punizione in favore della Kame. Prima scorrettezza del secondo tempo da parte del Napoli, 0 della Kame. 9:28 al termine della partita che sta scorrendo via anche abbastanza velocemente. Il Napoli che ha colpito quando doveva colpire. Kame che fino ad ora non è riuscita a concretizzare le occasioni che ha creato, anche perché è andata a sbattere sotto un ottimo De Gennaro. Azzoni, finta tiro, va Donin, pallone che resta lì, ancora palo da parte della Kame, poi si sposta il pallone, si sposta la porta. Altra bella occasione per la Kame, rivediamo il sinistro di Donin, Di Gennaro in qualche modo, Gargantini, palo. E da lì poteva e doveva fare molto meglio Matteo Gargantini, che ha avuto la palla per riaprire la partita.
ha sofferto qui il Napoli, ha rischiato tantissimo. De Gennaro, rilancio lungo su Guillermo che apre il petto per domesticare il pallone che transita nella zona di Borruto, che poi chiama uno scatto un po' troppo complicato per Bortoletto. Gargantini, Donin sfida Bortoletto, lato lato che passa. Azzoni, bello il taglio di Gargantini, ma non è altrettanto bello il passaggio di Giacomo Giacazzoni. Borruto. Scusate. Prova a ripartire il Napoli. La giocata su Guillermo che si mette in ritmo. La pisata per Borruto. 4-0 del Napoli. 8-25. È scappata via definitivamente la squadra di Ciccio Angelini. Kame che è andata direttamente al tappeto. Ha retto finché ha potuto. Il Napoli ha preso il largo. Rivediamo qui ancora Borruto sinistro e l'autogol da parte di Donin, colpito in pieno dalla frustata, l'ennesima del Titi Borruto. Gol. Adesso si valuterà se assegnare a Titi Borruto sarebbe il 10° o se autogol. Però la deviazione di Donin è orientata obiettivamente verso la porta. E allora Kame che mette il portiere di movimento. Donin. André Ferreira calcia. La parata di De Gennaro. Borruto per la porta. Non trova il giro giusto il Cobra. Continua con il portiere di movimento la Kame. Intanto a Catania la meta ha sbagliato il rigore del 5 pari. Donin. Partita folle. Al Pala Catania ritroverete ovviamente gli highlights tutti qui sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Continuate a iscrivervi ragazzi, perché è importante per incrementare ulteriormente la visibilità del canale, delle dirette che la Divisione vi propone di tutte le gare della Serie A maschile, della Serie A femminile, della Serie A2 Elite, con i gironi A e B. Tutti gratis, tutto gratis sul canale YouTube della Divisione. Donin, Gargantini, un moto d'orgoglio adesso la Kame, che comunque fino ad ora ha fatto quello che ha potuto contro un avversario più forte, più lungo. Almeno questa sera si è dimostrato così. Il Napoli ambizioni di classifica decisamente diverse. Qui intanto il destro De Gennaro, poi il pallone che viene calciato da Bolo, non trova la porta sguarnita della Kame. Molto bravo De Gennaro. Suona la sirena. E allora vuole parlarci su Silvio Rocia per cercare di trovare i movimenti giusti, le occasioni giuste, gli spazi e i movimenti corretti per muovere la difesa del Napoli. E ovviamente dall'altra parte l'inquadrato Ciccio Angelini, che sulla lavagnetta disegna quella che può essere la rotazione difensiva sul portiere di movimento della Kame. Finita a Mantova 4-4 tra il Saviatesta e l'Active Network. La situazione di classifica con questa vittoria, si mettono i 3 punti, il Napoli allungherebbe a quota 21. Sono già alle finalette di Coppa Italia del 34 Meta, Feldi
e Roma. Anche il Sala Consilina. Napoli che vincendo questa sera salirebbe a quota 21 in classifica e potrebbe prendere un passo e mezzo per la Final 8 di Ancona di fine marzo. André Ferreira, Donin. Anche perché lunedì c'è Sandra Abate Cositi Genzano che potrà valere tantissimo sotto questo aspetto. Oggi la Fortitudo Pomezia riposa, anche lei che era potenzialmente dentro i calcoli, mentre domani sera ve lo ricordiamo su Sky Sport Calcio, canale 202, sul canale YouTube di Sky Sport. Domani sera eccezionalmente vi racconteremo per Ossigeno Cosenza contro Global Work Capurso. Come ci sono in palio punti pesantissimi per la zona salvezza, che è quella che riguarda ovviamente in questo momento la Came Treviso. Donin alza lo portiere di movimento, la Came, pallone che era rimbalzato dopo l'imbucata di Azzoni. Bravo Bortoletto ad allontanare. 4 dell'84 a Catania. Sport incredibile, sport folle. Ancora prova a girare la Came Treviso, il pallone in angolo con il portiere di movimento, sarà angolo proprio per la squadra trevigiana. 5:23 al termine della partita, ma il Napoli è scappato via, trascinata da un ottimo Titi Borruto, un gol e 3/4 e un assist. Azzoni, pressato Bui, rimessa a entrare ancora in favore degli ospiti. 7:4 ci aggiornano in diretta dell'L84 sul campo della Meta Catania. Prova di forza dalla squadra di Diego Rios contro i bicampioni d'Italia. Azzoni, Donin, Bui, pressato forte, movimento di corpo, ma il pallone è finito fuori e allora può ricucire la propria trama offensiva il Napoli, che in questi 4:49 andrà a capire che intenzioni avrà, che tipologia di ritmo vorrà dare a una partita che è saldamente nelle sue mani. Bolo, rilancio lungo, bravo Fior di testa ad anticipare Guillermo. C'è anche lo scambio dei 5 tra il pivot brasiliano, autore del gol del 3-0, che qui viene chiamata la connessione con Borruto. Bravo, bravissimo Fior, bravissimo. A dire di no a Titi Borruto. Bolo, provato in lungolinea verso il Cobra. Ancora l'1-2 con Borruto che calcia forte, deviazione angolo. E adesso il Napoli, dopo aver subito, dopo aver fatto fase difensiva sul portiere di movimento della Came, ribalta il campo e vuole fare quella offensiva con Borruto. Giocata a 3 tra Bolo, Borruto e Guillermo. Arrivato proprio alla conclusione di Bolo, fermata, cerca di ripartire la Came. Fallo di Guillermo, secondo Pezzuto, non ci crede il numero 8 del Napoli, con Salas che aveva preso ritmo per andare verso la porta di Fior, e allora rimette il portiere di movimento la Came. Donin, Bui, Gargantini, Bui, Azzoni, ancora giocata perimetrale, difesa 2-1-2 che poi si trasforma a quadrato per il Napoli. Ha provato anche a mettere l'uomo tra le linee la Came. Destro di Azzoni, Di Gennaro si fa trovare pronta, attenzione a Borruto che vuole andare per la porta, offre a Bortoletto. 5-0 del Napoli.
il gol del 5-0 a 3:40 dal termine, con Bortoleto servito ancora una volta con i tempi giusti da Titi Borruto che se la ride. E dunque Napoli che cala la manetta alla Kame. Non mancano 3 minuti e 40 secondi spaccati. Bravissimo Titi Borruto nella conduzione del contropiede. Ha guardato l'arrivo di Bortoleto che batte Jeremia Bui, che tecnicamente era il portiere in campo, anche se era con la maglia per effettuare il portiere di movimento. Guillermao prestato forte da Azzoni, altruista il Cobra, che ha regalato la gira del gol al compagno. Tanto per Bortoleto si tratta del secondo gol in campionato. Confermiamo che il gol del 4-0 è stato un autogol di Donin. Dunque non arriva per ora in doppia cifra questo signore qua inquadrato, ovvero Titi Borruto. Ferma quota da 9, ma ha propiziato praticamente altri 2 gol e mezzo. Giocatore meraviglioso il Cobra. Qui ritorno ha dato un impatto sicuramente molto importante alla squadra di Ciccio Angelini, in attesa dei trasferimenti definitivi di Dener e Cannavaro a livello di pratiche burocratiche, che andranno a rimpolpare un roster in mutazione rispetto a quella che era stata la campagna acquisti estiva. Vedremo quella che sarà poi la sua composizione finale anche al termine della finestra dei trasferimenti, che si aprirà il 2 di gennaio. Riparte ancora il Napoli con Salas che va proprio da Borruto, riapparecchiato per Salas, giocata a 3 con ancora Guillermao che riappoggia fuori per Salas, che ha nuovamente provato a disegnare una traccia interna complicata. Il possesso rimane in favore del Napoli, con Salas che va a incaricarsi della battuta. Si muove Nando Perugino sul secondo palo, puntata forte di Salas. Fior riesce ad evitare l'angolo. Ultimi 2 minuti di partita al Palazzetto dello Sport di Cercola, con Donin che offre ad Azzoni la possibilità di calciare. C'era angolo di tiro destro strozzato da parte del numero 20 della Kame Treviso. Allora De Gennaro, Borruto, vediamo se vuole riprendersi quel gol che agli annali passerà come autore di Donini. Intanto c'è l'esordio di Esposito, classe 2008, che dunque fa il suo esordio in Serie A. Eccolo qui il numero 4 del Napoli, laterale dell'Under 19, che viene invitato a calciare verso la porta di Fior da Guillermao, che aveva apparecchiato la tavola. Occasione anche per Esposito, che avrebbe potuto bagnare con un gol, incoraggiato proprio da Guillermao ad alzare la pressione, a stare concentrato. L'avete visto Guillermao con il battito di mani a dare il ritmo della concentrazione. Qui chiusura perfetta su Bui che rimane giù. Esposito continua a giocare, così come tutto il Napoli. La Kame chiede di fermarsi, il Napoli si ferma con Guillermao che mette il pallone in fallo laterale. È rimasto giù Jeremia Bui, poi la stretta di mano con De Gennaro, cresciuto vivaio della Mestre Fenice. Esposito
Controllo orientato poi da Boruto, lancio lungo, Guillermao prova a prendere l'aeroplano su questo pallone. E a 44 secondi dal termine possiamo andare così l'analisi ormai di questa partita, che ha avuto un copione ben preciso. Qui intanto De Gennaro si avventura su terre che non sono sue. Infatti la rimessa è ancora in favore della Kame. Il Napoli con questo parziale ha legittimato la vittoria. Intanto qui Guillermao si è liberato con una spinta di un avversario. Questa volta sembrava che non volesse protestare, poi ha allargato nuovamente le braccia. Donin per la porta, non la trova, è andato ancora una volta in volo Di Gennaro. Allora, ultimi 15 secondi, si arrende la Kame Treviso, partono gli applausi al Palasportivo, al Palazzetto dello Sport di Cercola. Il Napoli batte 5-0 la Kame Treviso, sale a quota 21 in campionato e guarda ormai da molto vicino il pass per la Coppa Italia. Ottima vittoria della squadra di Ciccio Angelini contro una Kame, l'abbiamo detto, che è arrivata un po' ridimensionata dal punto di vista delle rotazioni. Bello l'abbraccio tra Ciccio Angelini e Silvio Rocia, due simboli del nostro movimento futsalistico. Mentre le squadre si schierano per il saluto finale, io vi ricordo la sequenza delle reti con il Napoli che ha sbloccato la partita con Titi Borruto a 5:11 del primo tempo, il raddoppio con Avie Salas a 15:30, il 3-0 di Guillermao al 23esimo e 51, l'autogol di Donin al 32esimo e infine il gol di Bortoletto al 36esimo sull'assist di Cristian Titi Borruto. Vi ricordo anche i risultati finali delle altre gare di questa 13ª giornata, che si chiuderà appunto lunedì con Sandrabate e Cositi Genzano, mentre domani sera ci sarà Cosenza Capurso. La Roma ha battuto per 5-3 la CDM Futsal, la L84 ha battuto per 8-4 la Meda Catania e si prende la testa della classifica, quota 29 punti. 2-2 tra Feldieboli e Sporting Sala Consilina, 4-4 tra Salvia Testa Mantova e Active Network e infine il 5-0 del Napoli contro la Kame Treviso. Da Pietro Mazzara è tutto, grazie per essere rimasti con noi, continuate a iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio 5 e ci sentiamo alla prossima, ciao!